Io non sono d'accordo dell'ordinanza e ce l'ho tante persone da firmare perché hanno visto tutto, come è successo le cose. Non è colpa del mio bar. Se io mi rifiuto di dare a una persona e io sono, cioè dico alle persone perché erano delle persone che non li voglio un bar mio, io ho detto che non sono gradevole un bar da me, non sono questa che loro escono fuori e mi buttano le mie sedie che non c'entrano niente. Allora, io non nego cosa perché hanno preso dal mio bar le sedie. Il No, bar è già venduto, sai, no, non penso niente, io ho venduto il bar e vado via perché non ce la faccio, perché mi hanno mandato in disperazione, io ho due bambini da crescere, io non posso andare avanti così, pagare per colpa di altri. Parlava così un mese fa Cristina, la titolare del bar La Moretta di Via Palazzo a Mestre, al centro delle polemiche per la movida violenta all'indomani dell'ordinanza della questura che aveva disposto la sospensione dell'attività per 15 giorni e la chiusura anticipata per 45. La donna è stata arrestata dai carabinieri in una sala slot e sarà presto processata per direttissima. I militari dell'Arma erano stati allertati da una passante che aveva notato la donna entrare in fretta e furia in un furgone in via Torino, temendo potesse trattarsi di una situazione di pericolo. Le forze dell'ordine, a seguito della segnalazione, avevano poi trovato la signora in una sala slot di via Cappuccina, sempre a Mestre, dove in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenza scagliandosi contro i militari. Dopo aver rifiutato le cure dei sanitari a lei offerte, la donna è stata bloccata e arrestata. In via Palazzo, intanto, secondo i commercianti, la situazione pare essere tornata sotto controllo. Siamo tornati alla situazione di serenità della via in centro città, insomma. Di sera poi non può essere che capitino ancora dei momenti di disguido, perché comunque tipo in Calle del Gambero è comunque una via chiusa e può essere che ci sia ancora qualche persona che magari vada lì a fare cose non propriamente lecite, però come in qualsiasi altra calletta o piccola strada chiusa della città, insomma, il problema principale evidentemente era proprio quello legato all'apertura di questo locale.